Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. 2 giugno, festa della Repubblica, a Catania fitto programma di celebrazioni alla presenza delle autorità, tanti giovani coinvolti. A San Nicolò l'Arena un omaggio ai caduti. In Piazza Università la tradizionale cerimonia con alzabandiera e inno nazionale. Catania torni protagonista. In città per le celebrazioni del 2 giugno il ministro Musumeci parla del futuro dopo il risultato elettorale, rivolge un appello ai ragazzi, si sofferma su protezione civile e migranti. È un 2 giugno anche all'insegna della cultura, musei regionali aperti con accesso gratuito, molti i turisti che ne hanno approfittato. Incontri segreti al bar mentre si trovava ai domiciliari perché malato. Torna in carcere Antonino Buzzitta, ritenuto consigliere del mandamento mafioso di Trapani. Avrebbe violato per 30 volte le prescrizioni. AMAP, martedì arrivano gli stipendi. Sbloccati i conti correnti, i 700 lavoratori potranno essere pagati. Interrotto lo stato di agitazione, ma le incognite sul futuro non mancano. Il Catania Beach Soccer vuole la Supercoppa, la stagione del calcio sulla sabbia si apre con l'assegnazione del primo trofeo. Al debutto anche il Catania SSD di Pelligra. Bentrovati, oggi 2 giugno, la festa della Repubblica si celebra in tutta Italia. A Catania la giornata è stata aperta dalla deposizione della corona d'alloro al vestibolo del Sacrario Militare per rendere onore ai caduti della patria e poi è proseguita in Piazza Università. Presenti tutte le autorità cittadine, numerosi i giovani coinvolti. Emanuela Corsi. I festeggiamenti del 2 giugno a Catania iniziano dalla chiesa di San Nicolò l'Arena con la deposizione della corona d'alloro presso il vestibolo del Sacrario Militare per rendere onore ai caduti della patria. Presenti il prefetto Maria Carmela Librizzi, l'arcivescovo di Catania Luigi Renna e le più alte cariche militari e civili e religiose della provincia. Il capoluogo etneo è stato rappresentato per l'ultima volta dal commissario Mattei, che lunedì lascerà la fascia tricolore al neosindaco eletto Enrico Trantino, presente alla cerimonia. La giornata nella quale festeggiamo la Repubblica inizia sempre con la deposizione di una corona ai caduti nel sacrario che si trova nella chiesa di San Nicolò all'Arena, perché la nostra Repubblica nasce dal sacrificio di tante persone. Pensiamo a quanti sono stati internati, quanti hanno perso la loro vita nei campi di battaglia, quanti sono stati vittima dei regimi totalitari e hanno difeso quei valori che noi oggi viviamo con tranquillità, che forse anche trascuriamo. La libertà è un grande dono, poi la Repubblica che è stata un'esigenza di democrazia che è nata dal sacrificio di queste persone e che noi dobbiamo coltivare in modo particolare. Le celebrazioni per il 77° anniversario della Fondazione della Repubblica sono poi proseguite in Piazza dell'Università, dove alla presenza del Ministro del Mare e della Protezione Civile Nello Musumeci si è tenuta la tradizionale cerimonia aperta con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma e gli studenti di diversi istituti scolastici di Catania e della provincia. Proprio i giovani sono stati ancora una volta i protagonisti delle iniziative promosse dal prefetto Librizzi per la festa della Repubblica. Sono loro la fonte del rinnovamento sociale, culturale della nostra nazione, quindi a loro dobbiamo affidare questi valori fondanti della nostra Costituzione e dobbiamo fare in modo che conservino e li custodiscano anche per il futuro. Durante la cerimonia i baby sindaci hanno consegnato le medaglie d'onore ai familiari di quei cittadini italiani, militari e civili della provincia di Catania, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. E come abbiamo appena visto alla cerimonia della festa della Repubblica, a Catania c'era anche il ministro Musumeci. Con i giornalisti ha parlato del significato delle celebrazioni odierne, ma anche di protezione civile, migranti e del futuro della città dopo il risultato elettorale. Emanuela Corsi.
È rivolto ai giovani il messaggio del ministro del Mare e della Protezione Civile Nello Musumeci, presente a Catania in Piazza Università in occasione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica. Non arrendetevi di fronte alle criticità della vita. Se cadete, rialzatevi, trovate la forza di farlo, perché dopo un errore c'è sempre una rivincita. E lasciatemi anche dire, in un momento in cui i giovani non studiano e non lavorano in una certa quantità, in Italia più che altrove, vorrei rivolgere un appello. Il lavoro manuale ha la stessa dignità del lavoro intellettuale. La tuta sporca di un meccanico ha la stessa dignità del camice bianco di un primario ospedaliero. È il lavoro quello che conta, il lavoro onesto. Nel suo intervento il ministro ha ricordato la tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna e l'impegno della Protezione Civile su tutto il territorio nazionale, sempre più fragile, non solo per colpa dei cambiamenti climatici. C'è ancora tanto da fare per spiegare agli italiani che prevenire strutturalmente è sempre meglio che ricostruire dopo il danno. Mentre a Cutro, in Calabria, ci sarebbero degli indagati per il naufragio che ha fatto più di un centinaio di vittime, il ministro ribadisce l'importanza di contrastare il fenomeno degli sbarchi. Il fenomeno migratorio è una delle sfide che noi dobbiamo affrontare, l'ho detto intervenendo poco fa, lo possiamo fare non da soli ma con il concorso dell'Unione Europea e quindi di tutti gli Stati membri. Non manca infine un augurio alla città di Catania e al neosindaco Enrico Trantino alla vigilia della proclamazione. Ne ha tanto bisogno la mia città, ha perso protagonismo per colpa di tutti e abbiamo la necessità di rialzarci. Catania deve tornare ad essere protagonista nel panorama del Mediterraneo perché il futuro di tutte le città marinare è legato alla sorte del mare Mediterraneo. Festa della Repubblica all'insegna della cultura, con tutti i siti regionali aperti con accesso gratuito. Siamo andati a Palazzo Bellomo, a Siracusa. Francesco Aloi. Non solo mare o scampagnata, il 2 giugno può essere anche sinonimo di cultura. E così c'è chi approfitta dell'ingresso gratuito per visitare i musei. Noi siamo andati al Bellomo di Siracusa, a 2 passi dalla Fonte Aretusa. La cultura è la base della nostra civiltà. Stiamo girando proprio Siracusa per vedere il più possibile, quindi più centri. All'interno di questo palazzo del XIII secolo, modificato nel corso del tempo, si può fare un viaggio. Dall'epoca bizantina al XVIII secolo la full immersion è garantita. Soprattutto la cultura ha bisogno di essere incentivata, che purtroppo l'Italia ne è piena ma diamo troppo poco spazio. Non essendo di questa zona abbiamo preferito dedicare alla cultura la nostra giornata del 2 giugno. Queste 2 sculture sono di Antonello Gaggini. Poi gli occhi cadono sulla tela che raffigura il martirio di Santa Lucia. Autore il siracusano Mario Minniti, amico del Caravaggio. Qui ci sono molte icone bizantine. Questo trittico raffigura l'apoteosi della Vergine e le storie del Nuovo Testamento. Fuori, nel cortile, ci sono gli stemmi della vecchia porta d'ingresso della città, che all'epoca era solo ortigia. Ma è in questo salone che finisce il nostro viaggio. Qui è esposto il gioiello della galleria, l'Annunciazione di Antonello da Messina, visibile anche con la realtà mista. È un progetto cofinanziato dalla Regione, con la collaborazione di Unicit e di altre aziende. Abbiamo una guida di eccezione, è lo stesso Antonello da Messina che spiega al visitatore il suo quadro, parla di se stesso e dà al visitatore la possibilità di apprezzare alcuni dettagli del suo quadro. Non solo oggi, turisti e residenti potranno approfittare dell'accesso gratuito in tutti i siti della regione, anche domenica. Si trovava ai domiciliari perché ufficialmente gravemente ammalato, ma teneva al bar incontri segreti. Carabinieri e DIA hanno accertato che Antonino Buzzitta, ritenuto consigliere del mandamento mafioso di Trapani, ha violato per 30 volte le prescrizioni imposte. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Laura Spanò.
Arrestato ritorna in carcere l'ultra settantenne Antonino Buzitta, ritenuto consigliere del mandamento mafioso di Trapani. Sottoposto a domiciliari per motivi di salute, Carabinieri e DIA hanno accertato che ha violato per 30 volte le prescrizioni che gli erano state imposte. Buzitta lo scorso 3 marzo era stato condannato dal Tribunale di Trapani a 21 anni di reclusione. Fu la pena maggiore inflitta dal Tribunale nel cosiddetto processo Scrigno, scaturito dall'omonima operazione antimafia condotta dai Carabinieri e che vide imputato anche l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello, pure lui condannato ma a 12 anni di reclusione. Buzitta è stato già condannato 2 volte in via definitiva per associazione mafiosa ed è anche imputato sempre per associazione mafiosa con il ruolo di promotore in un processo in corso. A Buzitta erano stati concessi i domiciliari perché doveva sottoporsi a chimioterapia con il divieto però di comunicare con soggetti diversi dai familiari. L'imputato, in ragione delle condizioni di salute, era stato autorizzato dal Tribunale di Trapani a lasciare il domicilio senza scorta e aveva il permesso per farsi accompagnare da un parente a Palermo per le cure. Ed invece, fra dicembre 2021 e lo scorso aprile, avrebbe violato le disposizioni in una trentina di occasioni, dunque non solo cure mediche, ma anche macellerie, edicole, supermercati, bar. Buzitta è stato fotografato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, dagli investigatori della DIA che lo hanno continuato a monitorare mentre se ne andava in giro a sbrigare le faccende quotidiane. Si spostava tra Trapani e Rice Paceco, sia di giorno che di notte, nonostante avesse l'obbligo di frequentare solamente parenti più stretti. Ci sono 2 episodi in particolare che riguardano 2 incontri riservati, uno avvenuto nella retrobottega di un bar, l'altro in un'abitazione trapanese. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha così deciso l'aggravamento della misura per l'ultrasettantenne. Lo impone la gravità eccezionale delle condotte messe in atto da Buzitta. Ci sono comunque delle ragioni superiori legate alle condizioni di salute che impongono il trasferimento in un carcere che abbia a disposizione però le strutture mediche necessarie per l'assistenza. Una dichiarazione dei redditi non in linea con l'ingente patrimonio a lui riconducibile ha portato al sequestro di 2 aziende e conti correnti ai danni di un noto esponente mafioso della Stigia di Vittoria, Roberta Lunghi. Un patrimonio ingente a lui riconducibile e una dichiarazione dei redditi decisamente sproporzionata. Per questo sono scattate le indagini nei confronti del pluripregiudicato vittoriese Pino Gueli, 67 anni, esponente del locale gruppo criminale della Stidda e già condannato per associazione di tipo mafioso, omicidio e porto abusivo di armi. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ragusa, deducendo la natura illecita delle risorse utilizzate per acquisire la disponibilità dei beni, hanno sequestrato le 2 aziende di produzione di packaging per prodotti ortofrutticoli, la Pacart SRLS e l'altra contenitore della prima, entrambe a Vittoria. Congelati i relativi conti correnti e altri beni per il valore di 2 milioni di euro. Si tratta di un risultato molto importante per il contrasto alle associazioni di tipo mafioso presenti sul territorio della provincia, in quanto fondamentale come strategia perseguire questo tipo di attività criminose sia con indagini di tipo penale, sia con attività investigative nel settore patrimoniale, per sottrarre a soggetti inseriti in circuiti criminali mafiosi beni illecitamente acquisiti. A garanzia della continuità produttiva dell'azienda, il Tribunale di Catania ha disposto l'affidamento dei beni sequestrati ad un amministratore giudiziario che assicurerà la prosecuzione operativa dell'attività. Prima intesa all'AMAP di Palermo, sbloccati i conti correnti, martedì i lavoratori riceveranno gli stipendi. Soddisfatti i sindacati che però avvisano ci sarà ancora da lavorare. Marco Gulla. Uno scorcio di luce nella delicata e intricata vicenda AMAP a Palermo. Martedì i 700 dipendenti dell'AMAP in agitazione da venerdì scorso riceveranno gli stipendi. La situazione si è quindi sbloccata. La Procura ha accettato la proposta di ritenere congelati i conti correnti AMAP fino alla data della notifica del provvedimento di sequestro dei 20 milioni di euro. Tutta la liquidità arrivata da quel giorno in poi può ritenersi svincolata e le somme necessarie possono essere erogate per il pagamento di stipendi e forniture. Cessa quindi lo stato di agitazione dei lavoratori che erano scesi in piazza a manifestare quasi ogni giorno, preoccupati per una situazione sempre più delicata anche per i servizi che AMAP fornisce alla città di Palermo e ad altri 47 comuni della provincia. Con lo sblocco dei conti correnti AMAP potrà nuovamente operare
per portare nei 47 comuni della provincia di Palermo il servizio idrico in tutti i suoi aspetti. Una ottima boccata d'ossigeno per i lavoratori e le rispettive famiglie, ma anche per la cittadinanza che è stata in apprensione per la possibile interruzione del servizio. Anche i crediti esigibili che l'AMAP vanta dal comune per circa 3 milioni di euro per il servizio di pulizia delle caditoie saranno usati per pagare gli stipendi e le forniture. Abbiamo rischiato di andare in blocco perché non si potevano più acquistare i reagenti per clorare l'acqua o per gli impianti di depurazione. Grande soddisfazione esprimiamo per l'intervento del prefetto, per l'interessamento del sindaco di Palermo, il professore Lagalla, e per il vice sindaco, l'onorevole Varchi. Grazie al loro intervento tutto questo è stato possibile. Continuiamo a mantenere alta l'attenzione perché l'azienda AMAP è un gioiello a Palermo che produce utili e soprattutto è una società integrata del servizio idrico più grossa del sud Italia dopo l'acquedotto pugliese. Sarà il Tribunale del Riesame nelle prossime settimane a decidere sull'istanza per chiedere il dissequestro di 20 milioni di euro, mentre per la prossima settimana è stata convocata un'altra assemblea dei soci alla quale sono invitati anche gli altri 47 comuni serviti dall'AMAP. Sale la tensione nel governo regionale dopo giorni di polemiche legate al risultato elettorale di Trapani. Fratelli d'Italia insiste nella richiesta di estromettere l'assessore leghista Mimmo Turano dalla giunta, ma il presidente Schifani rinvia tutto a dopo i ballottaggi e punta a far placare gli animi per spostare il tagliando a dopo l'estate. Manlio Viola. Non cessano le polemiche dopo il voto per le amministrative che, pur consegnando una vittoria netta al centro-destra, ha mostrato e mostra punti di importante crisi per la coalizione al governo della regione, a partire dalla città di Trapani. Fratelli d'Italia chiede la testa con insistenza dell'assessore leghista Mimmo Turano, reo di aver appoggiato il sindaco uscente Giacomo Tranchida a Trapani e dunque di tradimento politico. Ma dalla Lega non ci stanno. Se si cambia tutti nella giunta Schifani, dicono. La situazione vive adesso però un momento di stallo. DC e Movimento per l'Autonomia, per bocca di Totò Cuffaro e Roberto Di Mauro, hanno chiaramente detto che i loro assessori comunque non si toccano. Tutto ruota sempre sul cosiddetto caso Trapani, dove l'assessore regionale Mimmo Turano si è spostato in blocco con una lista civica a sostegno del sindaco rieletto Giacomo Tranchida. Un tradimento secondo Fratelli d'Italia, dal momento che il centrodestra, più o meno compatto, si è schierato a fianco del candidato sindaco meloniano Maurizio Miceli. Proprio la Lega, sotto forma di lista civica, è andata forte anche a Trapani, dove è passata dall'1,7% di 5 anni fa all'8,7% di oggi. Visto che a separare i due candidati sono stati meno di 5 punti percentuali, i voti leghisti hanno fatto la differenza, determinando la vittoria al primo turno di Tranchida contro l'uomo del centrodestra Maurizio Miceli, proprio di Fratelli d'Italia. La resa dei conti dunque ci sarà, ma non oggi. Se ne riparlerà dopo i ballottaggi dell'11 e 12 giugno, ma l'eventuale rimpasto potrebbe slittare ulteriormente. Il governatore punta a far placare gli animi e fare il tagliando alla giunta a fine estate, se le tensioni lo permetteranno. Si insedierà ufficialmente lunedì 5 a Palazzo degli Elefanti il nuovo sindaco di Catania, Enrico Trantino. La proclamazione avverrà alle 16 e subito dopo il primo cittadino si recherà in cattedrale per un omaggio alla patrona Sant'Agata. Ci fermiamo per qualche istante, subito dopo le acrobazie del beach soccer. State con noi. Riprendiamo con lo sport, beach soccer. Oggi si alza il sipario sulla stagione e si assegna subito la Supercoppa italiana. A contendersela alle 18:30 saranno Catania e Pisa e scende in spiaggia anche l'SSD di Pelligra. Tonino De Mana. Si alza il sipario sulla stagione del beach soccer e si parte subito con l'assegnazione della Supercoppa italiana. A contendersela sulla sabbia di San Benedetto del Tronto saranno Catania e Pisa, che oggi alle 18:30 si ritroveranno di fronte con i toscani a caccia della rivincita dopo l'entusiasmante vittoria di Catania dell'edizione scorsa. Pisa che poi si sarebbe rifatto, ecco gli interessi, aggiudicandosi il titolo tricolore. Spettacolo assicurato sulle rive dell'Adriatico, con le due squadre che si affronteranno a viso aperto come
come hanno fatto nelle sfide precedenti, sempre contrassegnate da gol, emozioni e colpi di scena che riportano alla mente il pirotecnico 5-4 della scorsa edizione di Supercoppa, cui si riferiscono le nostre immagini. È una gara secca e sfugge ad ogni pronostico, ha detto alla vigilia Fabrizio Santos, riconoscendo il valore dell'avversario, ma il suo Catania farà di tutto per mettere in bacheca il primo trofeo stagionale. E scende in campo anche il Catania SSD, che nel primo pomeriggio, sempre a San Benedetto del Tronto, affronta Milano in un match valido per la prima giornata di campionato, mentre domani alle 10:30 i rossazzurri se la vedranno con il Lamezia. Si tratta del debutto ufficiale da quando Ross Pelligra ha sposato anche la causa del beach soccer. Avventura che stuzzica anche il manager Alessandro Di Benedetto, che ha raccolto con entusiasmo questa nuova sfida in una disciplina sportiva che segue e sostiene da un decennio. Operazione calo prezzi aerei, siamo alla fase 2, sì esatto, calo dei prezzi dei biglietti. Dopo i primi voli da Comiso, adesso Aero Italia ha dato il via alla tratta Palermo-Fiumicino e ritorno naturalmente, e la richiesta è già forte. Secondo le informazioni fornite dalla nuova compagnia sono già migliaia i biglietti venduti sulla Palermo-Roma e i vertici hanno assicurato che sarà fissato un tetto massimo al prezzo per 150 euro a tratta. Verificheremo costantemente, siamo solo agli inizi, è chiaro, gli aerei e quindi i voli sono ancora pochi e il Catania-Roma di Aero Italia prenderà il via solo da ottobre, l'estate ce la scordiamo. Intanto è arrivata pure Turkish Airlines che collega Palermo con tantissime località, senza contare Agrigento che giustamente chiede anche lei il suo aeroporto. Insomma, il movimento c'è ed effettivamente le compagnie che si fanno la concorrenza insieme cominciano a dare vita a quell'operazione di calmieramento prezzi e lotta a quel caro voli imposto in regime di duopolio da ITA e Ryanair, sospettate di accordo di cartello appunto per spingere in su le tariffe. Il presidente Schifani ne ha fatto una battaglia di principio e l'arrivo della terza compagnia in Sicilia è una tappa importante. Dobbiamo ottenere che questo avvio diventi stabile, che gli aerei disponibili aumentino e soprattutto che i prezzi dei voli si abbassino davvero, è quanto verificheremo giorno per giorno. La nostra regione non può essere condannata a vita al caro voli, ostinatamente negato poi a parole dalle compagnie che lo determinano. Buon volo a tutti, ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.